Salve, buonasera a tutti. Ciao Massimo, ciao Massimo Privitera. Ciao Massimo. Allora, eccoci qui finalmente alla fine di questo percorso che è stato il contest Arrangiami, che ha visto la sua serata finale la scorsa settimana al MEI di Faenza, dove è stato decretato un vincitore. Insomma, noi tutto questo viaggio ce lo siamo goduto sin dall'inizio, visto che facciamo pure i giurati. Quindi facciamo un breve riassunto, Massimo, di che cosa si trattava questo contest Arrangiami. Contest unico nel suo genere, promosso dal gruppo editoriale Bixio, dal MEI, il meeting delle etichette indipendenti di Giordano San Giorgi, quindi dal gruppo editoriale Bixio nella persona di Franco Bixio e Renato Menengo, che è stato il direttore artistico di questo grandissimo e importantissimo contest che riguardava una selezione da parte del gruppo Bixio Cinevox di 50 brani del grandissimo, enorme, sconfinato catalogo di colonne sonore e canzoni, anche musiche non appartenenti al mondo delle colonne sonore, messe a disposizione di tutti i ragazzi che volevano iscriversi a questo contest e riarrangiare a modo loro questi pezzi selezionati. Diciamo che gli iscritti sono stati più di 436 se non ricordo male. Alla fine ne sono stati selezionati una quarantina, e questa quarantina, da questa quarantina direi tutti ottimi, tutti con grandi idee, bravi, dentro musicalmente, che hanno dimostrato che oggi i ragazzi sanno, i giovani sanno avere un background culturale, musicale forte, che gli può permettere di fare degli arrangiamenti anche di un certo spessore. E di questi 40 poi sono stati selezionati 8 i semifinalisti, che sono andati alla Faenza, al meeting. Ma prima ancora al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari a Roma, dove c'è stato il face to face. Comunque io direi di fare intervenire, visto che è qui con noi, il direttore artistico di questo contest, ed eccolo lì. Ecco Renato Marengo. Ciao Renato. Ciao, grazie per questa grandissima ospitalità che Soundtrack sta dando al contest. Voglio ricordare a chi ci ascolta o ci guarda in rete che avete già fatto due, al di là di tanti servizi, due puntate interamente dedicate alla conoscenza di tutti i partecipanti al face to face. Uno per uno gli avete dato uno spazio, una scheda molto molto attiva, molto, molto importante, interessante, sia per capire chi fossero e anche per vedere il futuro. Ecco, la parola futuro da sempre mi interessa, mi affascina, da quando giovanissimo producevo i giovanissimi di allora, Edoardo Bennato, Tony Esposito, eccetera, per arrivare poi in radio con Demo a scoprire i nuovi talenti, e adesso, grazie anche alla grande collaborazione che ci state dando e che ci ha dato il MEI, per scoprire i nuovi arrangiatori italiani. In realtà con Bixio bisognava, cioè quest'anno si sono festeggiati anche 100 anni dalla nascita di Casa Bixio, cioè da quando il grande Cesare Andrea Bixio, per chi non lo conoscesse, insomma, diciamo, Mamma, parlami d'amore Mariù, canzoni incredibili, no? Composte da lui, ma anche lui creava proprio 100 anni fa in Galleria del Corso, divenuta poi la mecca di tutta la discografia e l'editoria, creava la Bixio Edizioni e raccoglieva attorno a sé giovani autori sia di canzoni che ma nasceva il cinema, ragazzi, musiche da cinema. Adesso fra qualche giorno si festeggerà, si annunceranno i 90 anni della prima colonna sonora italiana, che è la canzone dell'amore, praticamente meglio conosciuta come Parlami d'amore Mariù, no scusi, meglio conosciuta come Solo per te Lucia. Ecco,
e che è stata la prima colonna sonora italiana e l'ha fatta proprio Cesare De Bari. Allora, Franco Bixio, per rinverdire, per celebrare il grande papà e tutta la casa editrice che tanti autori, da Morricone a Rota, insomma chi più ne ha più ne metta, raccoglie, ha pensato di fare un contest, l'abbiamo pensato insieme, riservato ai giovani proprio. Quindi potevano partecipare i compositori o gli arrangiatori dai 18 ai 35 anni. Hanno scritto, l'ha già detto Massimo, hai fatto un riassunto splendido di tutto il contest, 436 iscritti, ha detto Giordano San Giorgi, che è stato un grandissimo collaboratore, spalleggiatore e fiancheggiatore, che mai in questi anni c'era stato un numero così alto di iscritti al contest. Dobbiamo dire una cosa, per carità, fermo restando la tragedia del Covid, però dovendo stare a casa, non potendosi esibire, non potendo fare dei contest sui palchi, abbiamo pensato a qualcosa che si potesse fare anche a casa. Cioè l'arrangiatore è uno, il pianista, il chitarrista, insomma, o il contrabbassista del gruppo in genere arrangia, scrive musica, fa. Allora è andata bene, cioè effettivamente hanno impiegato bene il loro tempo in tanti e quindi è nato questo contest. A Faenza abbiamo appena consegnato il 3 ottobre il premio ai 3 finalisti scelti dagli 8, scelti dal pubblico. È stata una cosa molto democratica, perché con voi abbiamo scelto, diciamo, i 40 famosi, abbiamo scremato, no? Anche voi siete stati dal primo momento in giuria con noi. Dopodiché il pubblico ha votato per una quindicina di giorni gli 8 semifinalisti, e di questi 8 i 3 che hanno avuto il più gran numero di voti sono stati appunto i musicisti che avremo ospiti tra un po'. Ecco Marco, tu vi dico cosa è stato a Faenza e poi dopo andate voi con no, guarda, allora magari di Faenza ne parliamo poi direttamente, proprio anche quando ci sono i ragazzi che mi sembra, cioè evidentemente questo contest è stato anche la possibilità è uno spaccato in qualche modo sul mondo del futuro delle colonne sonore, che insomma non è semplice perché 400 e passa candidati vuol dire una bella fetta di utenti, di compositori. E adesso di alto livello. Esatto, allora vorrei un attimo parlare appunto di questo. Io e Massimo siamo stati nella parte, diciamo così, finale, quando ormai c'era stata una selezione abbastanza amplia. Per quanto mi riguarda, io se ne ho sentiti circa 40. Chi ha sentito, forse immagino te, Renato, invece tutti gli altri, ecco, se io ti chiedessi adesso qual è la situazione della musica applicata adesso in Italia per quanto riguarda le nuove leve, ti sei fatto un'idea? C'è un buon livello generale o ci sono dei dislivelli? C'è un buon livello, anche perché con nostra sorpresa ci aspettavamo tanta musica fatta al computer, tanta musica. Invece c'è tanta musica suonata, ragazzi, suonata addirittura con orchestre, con formazioni di archi, formazioni, insomma, veramente ci ha impressionato l'impegno e la qualità e l'attenzione a realizzare proprio questi prodotti che non erano più dei demo, erano proprio dei veri e propri prodotti finiti. Quindi hanno, ispirandosi alle immagini e ovviamente tenendo presente il tema principale e l'autore principale che l'ha fatto, hanno realizzato degli ottimi lavori. Abbiamo sentito delle voci molto buone, ma soprattutto la qualità della musica, la qualità l'orchestrazione, cioè Marco, tu che tra l'altro sei anche music supervisor e sei abituato a sentirne tanta di musica, avrai sentito fra questi, quando giustamente dicevi questi sono il futuro della colonna sonora, sì, perché sono tutti attratti moltissimo dal fatto che la Cinebox è il più grande editore di musica per il cinema, quindi col face to face hanno avuto la possibilità di incontrare
di incontrare Marco Testoni, Privitera, ma hanno incontrato anche Verdiana Bixio, hanno incontrato anche Italo Moscati, Simonetti, Italo Moscati, esatto, Marco Dentici, insomma personaggi, registi, cioè quelli che sono quelli a cui i musicisti vanno a proporre la loro musica. Ecco la valenza, il plusvalore di questo contest, tanto che Franco Bixio ha pensato, incoraggiato da questo successo, da questo afflusso e da questa partecipazione dei giovani, di creare nel nome di Cesare Andrea Bixio e del suo centenario addirittura un'accademia superiore di mestieri del cinema, musica innanzitutto, poi anche fonica, insomma tutte cose che Marco conosce bene. Ecco, allora questo è un po' l'attenzione. Hai fatto sicuramente un quadro generale molto 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 attento. Io a questo punto andrei proprio a invitare appunto i tre finalisti, visto che ce l'abbiamo tutti e tre. Allora io faccio come fanno nelle gare, prima la medaglia di bronzo, diciamo così, e ce l'abbiamo qui davanti, eccolo qui, è Paolo Brignoli. Buonasera. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Allora, Paolo Brignoli che ha arrangiato, se non ricordo male, proprio Parlami d'amore Mariù. Allora io lo dico subito, siccome me lo ricordo bene il suo arrangiamento, gli faccio i complimenti proprio vivissimi, perché quando si trova a lavorare come arrangiatore, si riesce a capire anche se come compositore tu hai delle idee o meno. Bene, questo ragazzo di idee ce n'ha proprio tante, perché è riuscito a rivoltare questo pezzo in maniera veramente sorprendente. Quindi io ti faccio una domanda, io sono quello che fa le domande da musicista in quanto lo sono, e quindi ti faccio quanto ci hai lavorato a questo riarrangiamento? E in che formazione? E con quale formazione? Con quale organico? Purtroppo non tantissimo, perché sono venuto a sapere del contest relativamente tardi, cioè già a fine maggio. Pensa se ci lavoravi tanto, che succedeva allora? No, ho cercato di condensare tutto il lavoro in poco tempo. Diciamo che il grosso della difficoltà è stato proprio registrare, perché tutte le tracce che sentite sono sovraincise e suonate da me, nel senso, sono violinista, quindi ho sfruttato questa risorsa che avevo, ho cercato di sfruttare un intero ensemble di archi, diciamo. Questo fatto che tu sia violinista ti ha ovviamente premiato, ti ha agevolato, perché erano arrivate anche altre versioni del brano, diciamolo, che hai scelto, che è Parlami d'amore Mariù, e qualcuno somigliava agli originali, qualcuno era cantata. La tua insomma è stata un'innovazione proprio al violino. Noi siamo abituati al violino di Mauro Pagani e di Gianluca Pontini. Ecco, tu scusa, non per fare affronti, ma mi fa piacere nominare questi violinisti in maniera che tu puoi capire in quale via puoi immetterti, e da parte nostra c'è questa attenzione. Senti Marco, io direi, dato che Franco Bixio era emozionato che dopo tanti anni, praticamente dal debutto di questo brano, che era Negli uomini che mascalzoni, no? Cantato da Vittorio De Sica, in un film di quasi 90 anni fa ormai, e il debutto di questo 80 anni fa, il debutto di questo brano che ha visto tante versioni, Peppino Di Capri, Mal, fino alle pubblicità ultime, insomma questo brano sempreverdo. Franco ha voluto dare delle frasi a dedicare a questo brano, al compositore. Allora ha scritto: Parlami d'amore Mariù, la canzone che mio padre Cesare Andrea Bixio compose insieme a Ennio Neri nel 1932 per il film Gli uomini che mascalzoni, portato al successo da Vittorio De Sica, sa ancora stupirmi per la sua attualità. Grazie infatti a una lettura contemporanea del violinista Paolo Brignoli, è stata votata nei social tra i brani italiani del contest Arrangiami, aggiudicandosi il terzo posto, il terzo premio. Ecco, questo ci ha tenuto
a dedicarti questo pensiero, diciamo, Franco Bixio, il che insomma no, è un premio. Ovviamente. A proposito dei premi, no? Diciamo che hai avuto un premio in denaro, il che non guasta, di 500 euro, no? come insomma, finalista. Poi hai avuto l'inserimento, questa è la cosa più importante, nella piattaforma della Cinebox, quella piattaforma che la Cinebox sottopone insieme a Ennio Morricone, Nino Rota, Piovani, insomma i più grandi, Kit Emerson, no? Sottoporrà anche il tuo brano quando incontrerà dei produttori che gli chiederanno delle musiche. Ecco, questo credo che sia, insieme al face to face dove hai conosciuto le persone, no? Di persona, credo che sia il regalo più grande, anzi te lo sei guadagnato. Assolutamente. No, infatti un consiglio Paolo, fagliene sentire anche altri a Bixio, non limitarti a... Soprattutto di tuoi. Sì, anche perché scoprire un arrangiatore è anche scoprire un nuovo compositore, no? È evidente. Bene, va bene. Poi questo ha anche il cognome già legato alle colonne sonore. Paolo Brignoli suona bene. Sì, in quel senso io mi chiedevo perché c'è un compositore che Massimo, si chiama perché? Brignoli, no, perché suona bene, perché ha una bella assonanza. Ho capito. Va bene, senti, allora andiamo avanti, andiamo con la medaglia d'argento, come si suol dire, facciamo spazio quindi a Luca Taverna, eccolo qui. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao. Dove stai? A New York? Che cos'è dietro te che hai? Manhattan. Okay. Vista dall'alto. Allora, Luca Taverna invece è arrivato secondo presentando il brano, diglielo un po' te Massimo Privitera. È un brano al quale sono molto legato perché ho partecipato tanti anni fa a quel film come runner quando facevo il centro sperimentale. Comunque, brano composto da Pino Donaggio, e abbiamo un nome che è già solo a dirlo, abbiamo detto tutto, per il film di Dario Argento, Trauma, remake non dichiarato ma palese di Profondo Rosso, versione americana. Ruby Rain, il brano che ha scelto di arrangiare Luca Taverna. Gli faccio i complimenti perché pur mantenendo diciamo l'atmosfera portante del pezzo, quella che Pino ha scelto per il film come commento, diciamo come l'unico tema portante, enfatico, melodico, atmosferico del film, è riuscito ad andare anche ben oltre. Infatti guarda, Donaggio l'ha ascoltato e gli è piaciuto parecchio. Ecco, io ho qui la dichiarazione di Pino Donaggio, no? Che l'abbiamo raccolta e l'abbiamo anche distribuita alla stampa, e credo che per Luca Taverna sia un regalo in più oltre ai premi, no? Questo che Pino Donaggio pensa, mentre eri in votazione su YouTube fra i semifinalisti, Pino Donaggio ha telefonato a Franco Bixio e ha detto queste parole. Dunque, grande atmosfera in tutto il pezzo, cresce gradatamente come piace a me, arrangiamento originale e sempre interessante di Luca Taverna, e bravissima la cantante che ha un'intonazione perfetta. Adesso dici il nome della cantante, ricordiamolo che è importante, no? Sapere. Paola Marcenzi, la ringrazio veramente tantissimo per aver partecipato a questo mio arrangiamento. Ha una vocalità molto particolare che a me piace molto, peraltro, e quando ho ascoltato il brano e ho deciso di costruire insomma il mio arrangiamento, non potevo fare a meno di chiedere a lei di cantarla, e quindi sicuramente un grossissimo grazie va anche a lei. Sì. Voglio raccontare un aneddoto simpatico. Dunque, Luca Taverna in votazione era a metà, più o meno metà classifica, no? Nei voti. Poi Luca, che fa parte di un gruppo, no? Ricordaci il gruppo a cui appartiene, un gruppo musicale. Esatto, ha molti amici a Londra, ha molti amici in Europa con i quali ha suonato. Allora si è ricordato di poter invitare gli amici su Facebook, eccetera, e in 2 o 3 giorni ha avuto una marea di voti verissimi, sacrosanti, sono stati verificati anche da YouTube, che insomma praticamente
È così, ragazzi, avere audience, avere attenzione sin dal debutto è fondamentale, no Marco, per la carriera. Bene, complimenti. Direi di sì. Io faccio sempre la domanda di tipo musicale. Innanzitutto mi piace che Pino Donaggio ha stigmatizzato il fatto, bravissima la cantante intonata, che sì, no, dovrebbe essere normale, voglio dire, delle cantanti intonate, però siccome sappiamo che a volte non è così, nel suo caso invece è assolutamente così. Ci parli un po' di come hai realizzato questo pezzo? Sì, al di là della cantante, io ho visto un bellissimo, dei bellissimi pad iniziali, un'atmosfera molto sospesa, e come dice appunto Donaggio c'è questo crescendo di intensità molto interessante. Come che linee in testa hai avuto come arrangiamento? Allora, partendo dal presupposto che ho voluto dare la priorità nella fase di scelta del brano a un brano cantato, perché io sono un cantante e quindi l'idea era proprio quella di dedicare il mio arrangiamento a un brano cantato. E dopodiché mi sono innamorato ovviamente di Ruby Rain, perché ha un'ambientazione molto... Mi ha ricordato molto i Pink Floyd, che sono una band che io amo alla follia. Bravo. La scelta è stata quella. Credo che il punto forte di questo arrangiamento fosse appunto la dinamica, no? E il crescendo continuo del brano. Quindi ho sicuramente voluto mantenere quel tipo di crescendo, dando, se posso permettermi, nel mio piccolo, un pochino di modernità ai suoni e agli strumenti utilizzati, semplicemente. Beh, pensa che comunque è un pezzo degli anni 90, primi anni 90, era anche da un punto di vista dell'uso dei synth molto datato, ovviamente data anche l'epoca e l'ambientazione del film, perché voleva essere proprio appositamente datato anche come suono, proprio nel film, certo. Che doveva simulare molto il vento, perché il film è pieno di vento, è pieno di suoni ambientali, perché questi assassini avvengono sempre prettamente di notte, ma all'esterno. Quindi giocava molto su questa cosa qua. Poi Donaggio è un autore di scary music per eccellenza, pensiamo a De Palma e tante altre collaborazioni con Argento, per l'appunto. Bene, va bene, complimenti per tutto. Io penso che invece in certi momenti mi ricorda Vangelis, quindi stai beccando di Luca, sì. Stai beccando complimenti e raffronti veramente da allora andiamo avanti, perché secondo me manca il podio. Manca il podio, però prima di far entrare il podio vorrei dire una cosa a Renato Marengo, perché me l'ha dato l'assist proprio Luca Taverna quando ha detto mi piacerebbe, cioè la prima cosa che ho scelto è una canzone in quanto io sono cantante. Il prossimo contest, io vi do un consiglio, sarebbe bene dividerlo in due categorie, quello riferito alle canzoni e quello riferito ai temi strumentali, perché sono altrettanto importanti i temi strumentali, soprattutto nell'ambito delle colonne sonore, ma è evidente che se gli metti come scelta o una canzone o un tema strumentale, il 90% delle persone preferisce la canzone, perché è più d'impatto. Quindi consiglierei per il prossimo anno di creare due categorie in questo senso. Allora, questo tuo suggerimento è sacrosanto. Ti dirò che poiché lo avevi espresso, ti ricordi anche al face to face, Franco l'ha raccolto, ne abbiamo parlato, e addirittura Franco pensa il prossimo contest di farlo esclusivamente pure, vabbè, esagerato, non ho perché a questo punto perché è giusto, dato che siamo alla ricerca, proprio abbiamo scoperto, non dico involontariamente, ma di fatto, dei nuovi futuri compositori di colonne sonore. Ragazzi, ve lo auguro, tra l'altro avete le chance, e se si fa questa accademia ne avrete ancora di più. E quindi Marco, ben venga questo tuo suggerimento, e ti dirò, già è stato accettato perché tu lo avevi espresso. Va bene, allora andiamo sul podio. Ricordiamo, così Marco poi si aggancia, che uno dei brani più scelti da arrangiare, e poi avremo l'ospite che lo racconterà, è stato Profondo Rosso dei Goblin, Claudio Simonetti, quindi diciamo che la tendenza è stata più sullo strumentale che sul esatto, però poi appunto invece ha prevalso la canzone. Allora io adesso però
faccio entrare il vincitore ufficiale, però eccolo là. Buonasera. Però non lo faccio parlare, lo metto al centro come si fa, vedi, primo, secondo e terzo, ok? Allora Antonino, tu hai vinto con Canzone Arrabbiata. Allora di Nino Rota e Lina Wertmüller, voglio dire, ragazzi, cioè una coppia incredibile, è una coppia incredibile. Allora, però, prima di parlare con te e darti lo spazio che ti merita, io vorrei farvi ascoltare e vedere il contributo che questo pomeriggio Claudio Simonetti ci ha lasciato, proprio rivolto a voi in particolare. Quindi ci vediamo questo breve contributo e dopo Antonino Vitali sarà tutto per noi. Bene. Noi abbiamo un ospite, caro Massimo, che facciamo venire direttamente, tanto lo conoscete tutti, eccolo qui, Claudio Simonetti. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao, Massimo, benvenuto. ciao. Allora, prima domanda, parliamo del contest Arrangiami, gruppo editoriale Bixio. Raccontaci un po' le tue impressioni e soprattutto cosa hai percepito da questi 3 finalisti e i loro riarrangiamenti. Beh, guarda, innanzitutto questo contest ha avuto, da quello che mi hanno detto, 436 iscrizioni, quindi c'è molta gente che vorrebbe fare questo, non solo il lavoro di musicista, ma il lavoro di scrittore, musicista, compositore di colonne sonore, che è una cosa che è sempre affascinato tutti, specialmente in questi ultimi tempi, perché quando ho cominciato io tutto pensavamo, meno che fai musicisti di film, perché in realtà i musicisti di film allora erano pochissimi. Per me pure essere entrato con tutto che mio padre faceva colonne sonore, però essere entrato nella schiera dei compositori per me era già un sogno. Oggi invece, grazie a centinaia, migliaia di film che ci sono, di musicisti, di tutto, molti musicisti hanno capito che soprattutto chi suona e non chi canta ha capito che forse la colonna sonora è un mezzo migliore per esprimersi, e questo sono d'accordo, perché anch'io, avendo fatto molti film, ho scritto molti brani che altrimenti non avrei mai scritto se non fossero stati fatti apposta per il film, no? Non avrei mai scritto Profondo Rosso, Fenomena, Tenebre, Opera se non fossero stati fatti apposta, la famosa musica applicata. E quindi mi ha fatto molto piacere che ci sono moltissimi musicisti. Devo dire che i livelli, certo, non è che sono tutti speranzosi, però non è che non sono stati tutti veramente eccelsi, livello, però certo. Quelli che sono arrivati in finale sono, diciamo, tra i primi 10 erano tutti abbastanza molto bravi, molto, molto interessanti. Soprattutto ho sentito addirittura una versione di Profondo Rosso fatta da un trio di archi che hanno fatto un arrangiamento molto particolare, e comunque devo dire i primi 3 sono stati molto bravi. Infatti era molto difficile scegliere chi far vincere, e quindi alla fine insomma ha vinto uno dei 3 migliori. Ecco, che poi pure lì è discutibile, c'è magari quello che piace di più, quello che piace di meno. Che consiglio pensi di dare a questi ragazzi, se c'è un consiglio? Per fare il musicista e farsi conoscere oggi è diventato quasi una cosa impossibile, perché c'è un marasma di migliaia, centinaia di musicisti che, se li vedi su YouTube, li vedi su Instagram, li vedi qua e vedi là, alla fine sono talmente tanti, oggi è talmente difficile farsi vedere che è quasi impossibile. Infatti meno male che esiste Bixio, che fa questi contest. Poi Bixio non è che fa questo contest così tanto per farlo, perché poi loro sono anche editori musicali e spesso hanno colonne sonore da fare, cose del genere, quindi è più facile introdurre questi ragazzi nella loro scuderia. Però un consiglio che posso dare è quello, innanzitutto, di non demordere mai. E se hai la possibilità nella vita, devi continuare a fare sempre questo lavoro, e ti devi trovare nel momento giusto, al posto giusto, con i requisiti giusti, perché poi devi essere un professionista, che magari ti capita di fare una cosa, poi non sei all'altezza, oppure sei all'altezza e poi non ti capita mai niente. È tutta una questione di fortuna, come lo è stata per me. Quando abbiamo fatto Profondo Rosso, Dario Argento ci scelse perché eravamo bravi, perché sì, è stato grazie a Bixio, poi grazie a mio padre che ci presentò Bixio, però comunque eravamo in grado e piacevamo tantissimo al regista che ci fece fare questo. L'importante è essere in grado di fare le cose, di cercare di essere innovativi, cercare di essere i più originali possibili, e senza quando abbiamo fatto Profondo Rosso in realtà noi facevamo il prog e imitavamo i gruppi inglesi, così. Poi dopo abbiamo
ci siamo creati un nostro stile che ci ha permesso poi addirittura di essere poi noi copiati a nostra volta, e quindi il consiglio che do è quello di essere preparati professionalmente, di trovarsi sempre nei posti giusti, però certo è logico che se uno va a Los Angeles o a Roma o a Milano, così è più facile lavorare che non stando nel paesetto dove stai, senza togliere niente, che oggi io vivo fuori Roma in un paesetto, quindi però ci sono tornato dopo anni, ci sono andato per mia scelta. Grazie, noi ti ringraziamo per questo intervento e speriamo di sentirci poi invece su una monografica che vogliamo fare con te. Grazie, ciao. Vabbè. E alla Grazie, prossima. Claudio. Allora, benissimo. qui. Ottimo, io voglio subito ringraziare Claudio, che è stato il nostro testimonial principe, l'abbiamo così chiamato, del contest. È venuto, ha conosciuto i ragazzi li ha incoraggiati sul palco, ha eseguito anche dei brani, non era neanche prevista una sua esibizione, c'era un pianoforte, però ovviamente le abbiamo fatto un agguato, ha suonato e naturalmente lui è stato generosissimo e il suo nome è servito ovviamente come nelle migliori famiglie anche ad attrarre pubblico che è venuto a sentire tre sconosciuti ma di talento, di grande talento. E c'era anche Donella del Monaco di Opus Samantha tra i testimonial. E io a proposito, ora stiamo per dare la parola, immagino, no, Marco, ad Antonino Vitali. Bene, prima di sentirlo io vorrei fargli un regalo, lo facciamo a tutti noi. Dunque, quando agli ultimi minuti abbiamo scoperto che stava vincendo una canzone scritta niente meno che da Nino Rota, insomma, Massimo, ci inginocchiamo, no? Qui da Fellini a tutto il resto dove lui ha composto, e da Lina Wertmüller, un altro mito vivente, grande regista, ma anche, e questo l'abbiamo riscoperto, autrice di testi, e ha scritto il testo di questa grandiosa canzone. Allora c'era il problema, perché Lina ovviamente è una signora di una certa età, ai suoi tempi, per avvicinarla, per chiamarla, per svegliarla e per darle questa notizia siamo ricorsi a due amici, Laura Dellicolli, che è la presidente di Roma Cinema, e a un altro grande amico indicato dalla stessa Laura, che è Valerio Ruiz, che è assistente alla regia di Lina, ma ha anche fatto il famoso film Occhiali Bianchi. Bene, siamo riusciti ad avere da Lina una dichiarazione, un pensiero molto bello su Antonino Vitali, che io vorrei leggervi. La notizia mi ha reso molto felice. È sempre bello quando i giovani si interessano al mio lavoro e decidono di farlo proprio. Canzone arrabbiata era nata sotto la buona stella del mio amico magico e geniale Nino Rota. L'abbiamo scritta insieme per Film d'amore e d'anarchia, uno dei film a me più cari. Significa quindi molto per me e sono grata a Antonino Vitali, al quale faccio i miei auguri per averla reinventata con uno stile nuovo che non tradisce tuttavia lo spirito che ce l'ha ispirata. Lina Wertmüller. Beh, Antonino, a questo punto, sì, al di là del premio e dei premi che hai avuto, questo credo che sia una specie di laurea ad honorem, esatto, di ingresso. Esatto. Massimo, no? Avere questa conferma di Lina. È stata una donna straordinaria, nonché regista incredibile, nonché autrice di testi. Con questa canzone, avendola sentita poi nella versione di Antonino Vitali, è vero che ha lasciato, come ha fatto anche Luca, come ha fatto anche Paolo, hanno lasciato la struttura portante primigenia, ma comunque dandogli quel tocco di modernità, anche di frivolezza interpretativa, perché non è male, anche dargli quel guizzo in più che li ha resi attuali pur nella loro veneranda età, perché sono pezzi storicamente vecchi, degli evergreen, però comunque gli hanno dato una grande forza. E Antonino, devo essere sincero, poi sono di parte perché siamo tutti e due conterranei, quindi tanto lui è di Scordia,
Però Esatto. attenzione, prima di dare la parola a questo povero disgraziato che ha vinto e finora non ha detto niente, non ha detto niente. Parlate sempre voi, fatelo lo so, parlare, io e Renato siamo poveraccio. dei ciarloni, parliamo assai. No, da buoni terroni quelli siamo. No, volevo dire che siccome poco fa Renato ha detto che cosa ha ricevuto in premio Paolo Brignoli, è giusto sapere cosa ha ricevuto in premio anche il secondo giunto sul podio, che è Luca Taverna. Cosa ha vinto Luca Taverna? Ma no, non lo dite che arriva Equitalia, non lo dite, non lo dite. Non dite che avete vinto soldi, dite solamente che avete vinto tante opere di carità. Così. Ecco. allora, diciamolo Renato, quanto ha vinto questo? Allora, dunque, i secondo e terzo classificati, che per noi erano tutti vincitori, no? Perché sono stati i 3 più votati a furor di popolo, oltre che da noi, e quindi, però c'è sempre una classifica. I secondo e terzo hanno avuto un premio in denaro di 500 euro ciascuno, l'inserimento nella library delle musiche della Cino, che forse è la cosa più interessante, ragazzi, significa essere proposti, a parte questo incontro con tanti personaggi al face to face. Per il primo classificato, per Antonino Vitali, invece ci sono stati 2.000 euro, e quindi Antonino, insomma, un bel premio, no? Un aiuto per entrare in sala di registrazione e continuare a fare buone musiche. Esatto. E poi naturalmente il CD d'oro della Cinemax, della Bix Edizioni, eccetera, ma anche un grande premio. Massimo sa benissimo di che sto per parlare, un videoclip offerto dal Giovanni Bufalini, no? della scuola Centro Studio Orvieto. Esatto, e si è aggiunto al coro dei premiandi anche Fabrizio Galassi, presidente del Pivi, e ha promesso collaborazione anche, che manderà in onda sul Pivi questo video. Insomma, che altro c'è? E ragazzi, il premio più importante per tutti i partecipanti al contest è stato questa conoscenza appunto con la Bix, con la Cinemax, con i professionisti. Il premio per i primi classificati è l'avviamento, l'ingresso nel mondo del lavoro, oltre che tanta promozione e tanta immagine. Allora, facciamolo conoscere questo Antonino. Dunque, Eccoci. allora Antonino, dunque, la prima domanda è quello che ho fatto anche agli altri. Come ti sei orientato nell'ambito sia della scelta che hai fatto, Canzone Arrabbiata, ma anche del taglio che hai voluto dare all'arrangiamento, e soprattutto poi chi è la voce, chi è che canta? Esatto, allora innanzitutto appunto faccio un ringraziamento particolare a Martina Pasquali, che è la voce che sentiamo nell'arrangiamento. Una mia amica, una cantante molto brava, mi piace molto il suo timbro, perché ha un timbro, l'ho reputato potente. Sì, potente. Quindi diciamo che ha dato il suo tocco giusto in quel brano, in quell'arrangiamento che avevo fatto, anche per renderlo un po' moderno da quel punto di vista. Poi diciamo che io ho scelto quella canzone, è stato un po' amore a prima ascolto, più che amore a prima vista. Quando mi è arrivata la lista dei brani, li ho ascoltati uno ad uno, tutti magnifici compositori, tutti grandi musicisti, artisti, però appena sono arrivato là mi sono bloccato. Perché? Perché ho avuto proprio una sensazione, una vibrazione che mi è arrivata, perché a parte io sono un grande ammiratore di Nino Rota, io sono anche uno strumentista, un trombettista, quindi La Strada, 8 e mezzo, cioè è uno stile a me molto familiare. Sono cresciuto nella banda, nel paese appunto da dove vengo, da Scordia, quindi quelle sonorità diciamo circensi, da giostra, bandistiche, quindi mi hanno subito preso. Da quel momento non ho avuto dubbi, non ho nemmeno pensato diciamo alla scivolosità della scelta che stavo facendo, perché appunto toccare un mostro sacro come Nino Rota non è facile, non è semplice, anche perché già sono brani che vivono con un'anima propria, quindi riuscire a trovare una soluzione, un arrangiamento che sia attuale, moderno, ma allo stesso tempo lasciare quella che è l'anima del brano, che vive
Non è facile, però a questo io non ci ho pensato, perché ho avuto subito le idee chiare. Ho creato subito la griglia di lavoro, già sapevo i tempi, come strutturarla, gli strumenti da utilizzare per richiamare un po' quello che era quello stile, quindi il mandolino, anche i fiati che sono bandistici. Ho messo i piatti nella parte ritornellata, con la cassa, la gran cassa da banda, quindi diciamo a livello strumentale erano tutte sonorità familiari, quindi non ho avuto tante difficoltà. Piuttosto è stato dopo il lavoro di un po' di missaggio, di diciamo quello un po' più tecnico a livello però di ecco, fonia. mi piace ricordare che a livello proprio strutturale, cioè l'arrangiamento l'hai creato con una sua precisa architettura. Oggi Sì. lo dico perché è una cosa strana. Oggi noi abbiamo registrato con Renato le puntate di Classic Rock dove c'è il tuo brano e quindi bisognava montarlo in griglia e vedere già la forma d'onda. Ho imparato da musicista come dai montatori musica che ha un'importanza anche vederlo in forma d'onda, un brano, ti rendi conto della struttura che ha, poi se lo senti ovviamente Esatto. bisogna anche sentirlo, non solo vederlo sulla forma d'onda, ma già dalla forma d'onda ti rendi conto di una sua, ripeto, armoniosità dal punto di vista proprio della costruzione architettonica, diciamo così. Quindi anche su quello ti faccio i complimenti. Vorrei aggiungere una cosa proprio da critico musicale. Negli anni in cui è uscita questa canzone, che era cantata da Anna Melato, quindi è stato molto difficile, bravissima, Anna Melato era una cantante che noi dell'Etno, io dico noi perché io producevo la nuova compagnia di canto popolare, in quel periodo c'era l'Etno molto impegnato, era anche nel sociale, no? Dire musica etnica significava anche dire musica popolare. La musica popolare aveva a che fare con le lotte di classe, la ribellione, insomma quegli anni lì molto, molto impegnati e importanti. E Anna Melato era una di questi, una da folk studio, insomma una di quelle che si esibivano con non so, con Ernesto Bassignano piuttosto che con altri autori di cose popolari, e tu sei riuscito, pur avendo un'età molto, molto giovane e non avendo vissuto quelle realtà, a riproporre anche quello spirito che a noi ci faceva stare dentro, no? Tu hai detto un po' di banda, un po' di paese, però c'è quell'aggressività e quella ribellione dell'Etno nel tuo brano. Bravo. Grazie. Allora, Massimo, vai. No, io volevo semplicemente ricordare a chi ci sta ascoltando, magari chi si è collegato adesso a questa diretta speciale, che questi 3 ragazzi hanno lavorato, l'ha detto poco fa anche all'inizio Renato, hanno lavorato in una situazione anomala, che non è difficile da dimenticare, ma magari qualcuno ci passa sopra, che stare chiusi in piena pandemia nelle loro case, nei loro studi, nelle loro abitazioni, comunque quello che sono, e realizzare con i mezzi pochi a disposizione o quelli che comunque avevano lì degli arrangiamenti di questo tipo, che non era una cosa facile, anche in breve tempo, lo diceva prima Paolo. Ora non so quanto tempo ha impiegato Luca per fare l'arrangiamento una volta scelto il pezzo, idem Antonino, però comunque ricordiamo che l'hanno fatto in piena lockdown, in piena pandemia mondiale, quindi non è un altro plauso da fare a questi ragazzi. Sì, anche se tanto i musicisti stanno sempre ficcati negli studi, quindi cambia semplicemente che non potevano uscire. Il live, purtroppo, il live è penalizzato, no? Stare sui palchi. E quindi io prima che ci salutiamo vorrei portare il saluto di Franco Bixio, che è entusiasta ovviamente di questa partecipazione e che ha detto non finisce qui, l'ha detto ai 436 iscritti, ma anche a quelli che ancora, sapendo che le cose sono serie, che davvero si entra in contatto col mondo del lavoro e che si ha insomma opportunità eccetera, non finisce qui. E quindi quest'idea di fare un'accademia e di riunire delle forze alle quali parteciperanno anche Marco Testoni, Privitera, ma anche produttori, registi e anche tanti specializzati del settore, il fatto di essere disponibili a dare una mano, un aiuto, visto che c'è tanto talento e ci rende tutti quanti più partecipi e più
entusiasti, no? di questo mestiere e di questi incontri. Noi, soprattutto noi di una certa età, incontrare giovanissimi che continuano e perfezionano e migliorano e rinnovano il nostro lavoro ci fa molto molto piacere. Io vorrei chiudere con una domanda che faccio a tutti e tre, che è molto semplice ma anche molto difficile, immagino. E allora, avete presente che si chiede sempre i vostri progetti futuri? Ecco, io invece vi faccio quella domanda lì, ma declinata alla vostra età, alla vostra, al vostro momento. Ecco, che come avete intenzione adesso, dal momento che un riconoscimento l'avete avuto, di approcciarvi a questo lavoro di compositore di colonne sonore? Cioè, che cosa in questo momento sentite l'esigenza di fare? Inizio da Paolo, poi Luca e poi Antonino. Sì, dunque, in realtà diciamo, metà della mia attività di musicista è sempre stata suonare. Ho suonato molto in orchestra sinfonica e questo periodo di impossibilità a suonare mi ha dato proprio lo stimolo di sviluppare il mio lato creativo e ho deciso che questo è proprio il momento di investirci e anche voi mi avete dato una grande fiducia in questa scelta. Ho ricevuto proprio oggi la notizia di essere stato ammesso al Conservatorio Verdi di Milano per il corso di composizione. E allora. Complimenti. Grazie. Sicuramente inizierò ora questo percorso che penso che mi darà tanto e mi farà molto maturare come musicista, affiancandolo ovviamente a lavori pratici. Sono già in contatto con alcuni registi di accademie italiane con cui ho già collaborato. Spero di continuare queste preziose collaborazioni. Bene. E di averne sempre di nuove, insomma, in bocca al lupo. Mi sembra molto chiaro come indirizzo quello che hai preso. Senti, passiamo a Luca, stessa identica tipo di domanda. Sì, allora io vengo da un contesto leggermente diverso da quello della composizione della musica, del film, comunque sempre composizione si tratta, ma comunque in un contesto diverso che quello della band. Ho sempre scritto canzoni mie e per la mia band. Questo concorso mi ha dato modo di aprire un po' gli orizzonti sotto questo punto di vista e quindi sicuramente dedicherò più tempo per cercare di dedicare le mie composizioni anche ad un discorso cinematografico e viceversa, cioè prendere quello che mi ha insegnato questo tipo di esperienza e portarlo nelle composizioni che già faccio, perché lo trovo un connubio comunque moderno e interessante. Bene, Luca. E infine, allora, il vincitore Antonino. Allora, io innanzitutto dico che, come ho già accennato la sera stessa della premiazione, questo premio per me non è un arrivo, ma è l'inizio. Questa conferma ha fatto in modo anche di darmi più sicurezza da questo punto di vista. Quindi da adesso in poi comincerò a scrivere tanta musica e soprattutto a studiare affinché riesca a fare sempre cose migliori e nuove, a colmare le lacune, studiare e comporre. Quello sarà il mio obiettivo, per poter riuscire a fare questo lavoro in una maniera decente, perché questo è uno dei miei sogni. L'ho sempre sognato, riuscire a scrivere musiche per immagini, fare musica applicata, ecco, quindi è un bel punto di inizio questo qui. Va bene. Che dire? Allora, Massimo. Con una cosa che ho già detto al face to face, anche a loro ragazzi che non hanno avuto modo di parlare con me direttamente, ma comunque assorbire tutto da quell'evento bellissimo a Roma, al museo. Siate onnivori e non vi dimenticate che esiste il tema.
Non dimenticatelo mai. Mai. Oggi Bravo. c'è troppo pattume, ricordatevi il tema. Faccio polemica. No, ok, no, noi facciamo una crociata anti-bordone, quindi sappiatelo. Anti-paddone e basta. Ci hanno rotto le scatole questi paddoni. Pensavo che lo stavi dicendo perché fa pure rima. No. Quindi No. i bordoni ci hanno rotto comunque. Allora, bene, io vorrei ringraziare Soundtrack City per questa parte, insomma, la normale collaborazione sia con Marco che con Massimo, ma per questo speciale veramente a favore proprio del nuovo, dei ragazzi. Sarà molto contento anche Franco Bixio, perché si è parlato a lungo di quello che suo papà e la sua casa editrice hanno fatto e continuano a fare per le musiche per il cinema, e io mi auguro che questa sia la prima. Anche Giordano San Giorgi se lo augura, perché anche per lui è stata un grandissimo risultato al MEI, e lo ringraziamo per l'ospitalità e la collaborazione, e ci auguriamo che questa sia la prima di una serie di contest. Arrangiami, avete arrangiato bene, e quindi continuiamo così. Grazie Marco e Massimo per l'ospitalità, un abbraccio a Luca, Antonino e Paolo, in bocca al lupo. Grazie. E grazie Renato per la tua allora, passione. vi saluto tutti quanti. Mi raccomando, se uscirà una colonna sonora di un vostro film, di un vostro corto, fateci un fischio, noi siamo qui, vi seguiremo da vicino. Grazie Massimo, grazie Renato, grazie Paolo, grazie Antonino, grazie Luca, grazie a tutti, buon futuro, il meglio per voi. Buona musica. Grazie. Ciao. Grazie.